Centinaia hanno sfilato lungo le strade di Padova, cartelli colorati per chiedere la parità dei diritti, donne di ogni età, madri con figlie piccole. Per il terzo anno consecutivo il movimento Non Una Di Meno aderisce allo sciopero generale delle donne in occasione dell'8 marzo. Lo scopo è lottare attivamente contro tutte le forme di violenza e oppressione, dai femminicidi alla violenza domestica, dagli abusi e molestie alle discriminazioni fino al trattamento economico e lavorativo impari rispetto a quello maschile. Noi siamo qui in piazza per sottolineare che è di tutti il problema della violenza sulle donne, è un problema dei maschi, è un problema ad ampio raggio. Questa giornata si commenta da sola, siamo tante di età diverse che continuiamo ad aver voglia di ribadire che i diritti delle donne sono i diritti di tutti. Oggi siamo in piazza come centro antiviolenza per ricordare che in Italia e nel mondo una donna su 3 è vittima di violenza da parte di un uomo. Siamo in piazza per manifestare contro tutte le violenze che ci sono in tutto il mondo. Siamo qui perché finché anche solo una donna sarà vittima di violenza nel mondo, noi ci saremo sempre. Un corteo pacifico, anche se Padova si prepara ad un sabato ad alta tensione. In città, infatti, nonostante le polemiche e le richieste della giunta comunale, si svolgerà il corteo degli antiabortisti guidati dal comitato No 194, che partirà domani pomeriggio da Piazzale Boschetti. Città blindata per il timore di possibili scontri con i centri sociali e il gruppo Non Una Di Meno, che intende incrociare la manifestazione con un controcorteo. Ci saranno 2 momenti, una contromanifestazione reale che partirà in contemporanea alla manifestazione contro la 194 e poi c'è un presidio a cui sono chiamati tutti gli uomini, tutte le donne democratici di Padova e non solo, per difendere la 194. Il presidio si fa davanti al municipio perché il municipio è la nostra casa.